Sono soddisfatto perché dopo aver conseguito la laurea il 13 dicembre 2022 e dopo aver terminato il tirocinio obbligatorio presso il Policlinico di Pordenone e presso il medico di base, ho potuto essere abilitato all'esercizio della professione medica da parte dell'università e quindi essere iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Pordenone il 3 agosto 2023. A questo punto, dato la mia disponibilità all'azienda sanitaria e anche all'Ordine dei Medici, alle sostituzioni dei medici di base e ad eventuali guardie mediche nelle zone disagiate e nelle zone montane della provincia di Pordenone. Questo perché? Perché in queste zone è molto difficile per i nuovi medici laureati accettare sostituzioni e guardie mediche, in quanto è capibile che per una carriera un giovane medico sia orientato a frequentare più le cliniche e le specializzazioni. Nel caso mio è un po' diverso, vista anche l'età alla quale ho conseguito la laurea. È una cosa fatta più che altro per la passione che mi ha sempre contraddistinto fin da piccolo, e quindi io sono ben contento di poter esercitare ed essere utile in queste zone. Nel frattempo l'Università di Padova mi ha permesso di continuare il tirocinio presso l'ospedale, presso il medico di base, con un progetto che la stessa università prevede per i laureati in qualità di tirocinanti liberi e non solo obbligatori. E questo quindi praticamente mi dà ulteriore soddisfazione, perché ritengo che frequentare l'ospedale e anche il medico di base, per me che sono un non più giovane e non ho sicuramente ormai quella elasticità mentale dei giovani medici, è una cosa piuttosto importante che mi gratifica ulteriormente.